che faremo tutto quanto il possibile per la salvaguardia di questa fabbrica. Anche blocchi stradali, anche proteste il più eclatanti possibili, perché non possiamo neanche pensare di perdere questo stabilimento. Clima teso, rabbia, volti scuri. Safilo, per bocca della D. Angelo Trocchia, ha dato mandato al proprio management di esplorare soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone. Tradotto, si chiude. Il colpo di mannaia è stato sferrato ieri sera con un comunicato sibillino al termine di un incontro all'unità di crisi della regione convocato dall'assessora Elena Donazzan. Il stabilimento è stato costruito con i soldi di 2000 morti. Con i soldi di 2000 morti è stata costruita questa baracca. E ieri abbiamo assistito a una replica del disastro del Vajont, perché se facciamo una computazione di tutti quanti i lavoratori che sono usciti fuori dagli stabilimenti di Longarone, non siamo tanto distanti. Più di 470 lavoratori attualmente occupati, nei tempi d'oro furono 1300, 500 i posti persi nel 2019 durante la crisi finanziaria profonda del gruppo. Ma Longarone è un unicum. Rispetto alle altre aziende, nello stabilimento ci sono i reparti di galvanica e di verniciatura. Qui si è sempre avuta una produzione di qualità e di eccellenza. Oggi, a botta calda, la prima e ineludibile decisione delle organizzazioni sindacali che hanno convocato l'assemblea dei lavoratori e proclamato lo sciopero. Questa qui è una tragedia e se noi andiamo a fare i conti rispetto a quello che è successo negli ultimi 4 anni, ma rispetto anche a quello che è successo in uno stabilimento qui vicino, mi riferisco alla Diab, qui abbiamo perso centinaia di posti di lavoro, quindi oggi quest'area qui può diventare un problema serio legato anche a un problema sociale. Noi troviamo incomprensibile questa scelta imprenditoriale e lo combatteremo con tutti i mezzi fino alla fine. Quello che chiediamo è che con noi si schieri sia il presidente della provincia, che è anche il sindaco di Longarone, ma anche il presidente della regione Luca Zaia, ma più fortemente ancora il governo italiano, perché anche nell'emblema di questa azienda qui lo dice chiaramente che è una lavorazione fatta in Italia.